Ecco, buongiorno. Buongiorno. Oh, Leo Ferrucci. Mamma mia, avete, come si dice, arrebutato con il collegamento. Sì. Senti, ti vuoi collegare con qualcuno, che ne so, con casa tua, hai bisogno di collegare, perché Nicola Turco ci mette 5 minuti, anche il posto più improbabile, insomma, quello che ritieni più difficile, Nicola. Ecco, ci riesce. Lo vedete nel Tugurio, perché da ieri siamo a casa mia, nella mia stanzetta, e questo è il Tugurio. Senti, una bella stanza, complimenti. Allora, intanto in poche parole, eccolo qua, questo è il CD di Leo Ferrucci, dove c'è dentro E Amor, la canzone che abbiamo ascoltato, un poco e roba varia. Senti, diciamo che sta in preparazione per un nuovo CD, perché questo è uscito a maggio dell'anno scorso. Sì. E quindi penso che settembre, inizio ottobre uscirà il nuovo. Allora, noi stiamo già preparando le canzoni e tutto il resto. Adesso facciamo un gioco musicale io e te. Sì. Dimmi. Io metto un po' di musica varia, italiana e roba varia, e tu mi rispondi. Certo. Però mi rispondi alla Leo Ferrucci, insomma, io ti faccio ascoltare delle canzoni, per un po', strofa e ritornello, tu pensi delle cose, del tuo repertorio, della tua vita, del tuo percorso, e mi rispondi musicalmente. Vuoi alzare il cursore, Serginio? Grazie. Vediamo un po'. Cominciamo da questo, va. Allora, sono un vagabondo. Adesso Giulio aveva un mondo, tu lo sai, no? Aveva un mondo pazzesco, calciatore, bellissimo uomo, quando ha cantato... Poi il figlio sta facendo le sue... Sì, ma secondo me non con gli stessi risultati del padre. Lui è stato uno dei primi a lanciare le mutande dal palco... Lui le lanciava. Sì, Leo. Adesso le lanciano. Uscire una nota votareta, le mutande di ritorno. Ma io se ti racconto un episodio del fatto di lancio... Dimmi che anche tu hai lanciato le mutande. No, io... Allora, mi hanno lanciato le noccioline e io le ho prese e le ho rilanciate. Mi è capitato questo episodio. Ma le noccioline che cosa? Proprio le noccioline? In Nucilla. In Nucilla, sì. Vuoi che te lo racconto questo episodio? Sì, Leo, ti prego. Sì. Niente, allora io sono stato a cantare la zona, pure mi ricordo, la zona di Benevento, in provincia di Benevento. Sto parlando di 12-13 anni fa. Allora, la presentazione tutto a posto, io salgo sul palco, Leo Ferrucci e inizio a cantare. Sì. Fra il pubblico c'era una ragazza che mangiava le noccioline con una minigonna, ma quasi proprio la tenevo proprio giusto per la tenere. Ecco, sì. Una minigonna, col fidanzato a fianco. Allora lei mangiava le noccioline e faceva in questo modo, sai? Cioè tutta sensuale, no? Allora io non ho detto niente di male, giusto? Cioè, io ho fatto una cosa dopo che non si fa, però di istinto l'ho fatto. Perché io ho detto, a finire la canzone ho detto, senti, la prossima canzone la dedico a quella ragazza che mangia le noccioline, non ti mangia tutte quante, conservami qualcuno a me. Sì. E inizia lei ancora con questa sensualità nelle noccioline, all'improvviso il suo fidanzato prende tutta la busta delle noccioline, proprio a piombo e me le tira sul palco. Ma arrivando alle noccioline sul palco, io ebbi la fortuna che le prese proprio a buono, un corretto manco uno, sai, e pigliato il tuo. Cantando, proprio c'è mai allora, lui... tu cantavi col microfono, lui ti lanciò le noccioline e tutto al volo... Che posso dirti? Malizioso, hai preso le noccioline, tu con la gonna più corruta, e c'è mai tutto quando... E lui dopo faccia, rice, già contare, le persone dice, ma che vuoi, che l'ha innamorata tu? Ma io non ho detto niente, ma ho detto solo la gelosia gli prego. Però dico, tu... ti vai a pigliare Emiliana Cantone. Sì, e non guardi come... non guardi la tua fidanzata che sta... Come se le mangia queste noccioline? No, pure seminuda. Anche seminuda. Senti, cosa ti ha fatto pensare musicalmente del tuo mondo, sono un vagabondo? Questa qua mi fa ricordare quasi la stessa, perché se non erro è lo stesso periodo che uscì La valigia sul letto, quella... Sì, se mi lasci non vale. E questa qua la metteva quando andavo nelle giostre. E me la vuoi cantare? Non mi ricordo il testo. Cantami una cosa tua che più o meno ti ricorda quel periodo, quel mondo, il mondo di Giulio, una canzone tua. Se mi lasci non vale, 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 che da quella valigia il nostro passato non si può fare. Ok, e invece una canzone tua, una cosa che conosci? No, una cosa. Allora, io ti ho messo Giulio, sono un vagabondo. Trovami una canzone tua che vada bene, rispondimi con qualcosa di tuo, rispondi a Giulio con qualcosa di tuo che... Pure che non è mia. Quello che vuoi, Leo, veramente. Visto che parliamo di vagabondo... Sì. Io giorno senza niente, notte senza sonno, solo tanta voglia di te. Tu
mio chiodo fisso, la tua fuori tasca, per averti sempre con me. Questo era Io vagabondo di D'Angelo. Di D'Angelo, che poi Io vagabondo è anche un pezzo dei Nomadi, insomma, una pietra italiana. Allora, a proposito delle tue canzoni famose, prima di mettere Mina, Zoom Zoom Zoom, che avevo trovato ma che adesso ho perso. Di Mina, per esempio, mi ricordo un episodio quando io ero proprio piccolino, sì. 7-8 anni, avevo un pochettino la R muscia. E Mina cantava la canzone Parole, 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 sì. E io facevo pavole, pavole, pavole. E qui perché canticciavo sempre da piccolo. E mia mamma faceva, ma come hai fatto figlio mio senza R? E poi ti è tornata la R? Sì, R sì, fortunatamente. Ah, la R ti è tornata. Sergio, non avevo mai detto. Prima dovevo dire Sergio. Cantami una cosa tua allegra, una canzone tua, di quelle là tue, tipo Sempre con te, quelle cose là. Sempre ti voglio passare, tutte vicine per sempre, ti voglio abbracciare, se non mi credi per sempre, tu posso giurare. Sono tante canzoni che ho fatto, ma questa è... Non si ricorda. Serginio, alza il cursore, grazie, un attimo. Bene, che mi vuoi dedicare mentre Serginio avascia e sfuma? Sì. Stavo pensando una canzone da dedicarti. Prego. Spero che sia di tuo gradimento. Pensaci bene, Leo, ti prego. Sì. Non c'è sta un pianoforte. Vediamo se ti piace. Ok. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel corriere della sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni mondo falso, un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, perché questa vita stende e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Oh, ho saltato qualche parola. Sì, no, ma non è importante, l'intenzione conta ed era bellissima. Allora, questo è il disco di Leo Ferrucci, in poche parole volevo mettere questa canzone qua. La vuoi annunciare tu, Serginio? Alza? Te la ricordi? Il disco di Leo Ferrucci, sì, che si chiama In poche parole. Ecco, è buon intenditore. Ecco, insomma, poche parole, come mi piace la gente di poche parole. Senti, allora, che vogliamo fare? Vogliamo fare un po' di domande? Innanzitutto sì, un sacco dai. di gente su Facebook ieri, bravo. a proposito Ancora io c'ho un sacco di persone che ci seguono, per tanti amici che ho pubblicato questa cosa, e magari qualcuno non riesce ad andare in diretta, quelli che ci stanno seguendo, ecco, un bacio a tutti. Baci. Allora, un sacco di gente su Facebook, a proposito della storia del matrimonio che io con te ho già fatto, però mi chiedeva perché non fai sposare Leo Ferrucci con Chiara Neomelodica o con chi fa... No? Ti piace l'idea? Ti piace l'idea? È un piacere. Perlomeno resta nell'ambiente. Però Leo lo devi dire sorridendo, ti pregherei, perché altrimenti dillo sorridendo che ti fa piacere. Certamente, come no, è una ragazza che io voglio tanto bene, la conosco da una vita. Perfetto. Hai dei problemi con Chiara Neomelodica? Non credo. Problemi? No, okay. Nessun tipo di problema. Nessun tipo di problema. Tu con chi la faresti sposare, Chiara Neomelodica, nel caso in cui lei non ti volesse sposare? Questo è... Con te. Leo? No, dico Leo. Bene, allora quando vedo una bella coppia. Vedo una bella coppia. Senti Leo, volevo sapere, quando stringi la mano, la stringi con forza? Sì. Bella? Qualcuno mi dice, mi sto facendo male. Perché che la mano, devi sapere, sì, cioè, ci sta qualcuno che la dà in punta. Un pochettino, ecco, ma tu sai che vuol dire? Non è che è molto, diciamo... Convinto, e quindi non è un... La mano quando si dà... E poi magari segno di grande personalità, di cuore, quando uno dice ok, ma si arraia un pochettino. Senti, quando ci si presenta ad una donna per la prima volta, anche una donna che gradisci, ecco, cosa dici? Cosa si dice secondo te in una frase, in una parola? Vabbè, diciamo che oggi è venuto, eccolo qua. Praticamente
Fatti guardare un attimino, mi ha fatto una domanda perché ti devo guardare. No, non lo far passare, ci sposta tutte le telecamere. Ti devo guardare un attimo, aspetta. Allora, cosa gli dico a una donna che ti interessa, che mi interessa, che ti piace, quando la vedi la prima volta? Proprio che lo fa proprio spontaneo. Mamma mia, quanto sei bella. Mamma mia, e quanta sei bella. Ecco. Invece ad un uomo che incontri per la prima volta che ti potrebbe dare del lavoro, come ti presenti, cosa dici? Ad un uomo che ti potrebbe dare del lavoro. Allora, sì. Io mi presento ugualmente perché chiaramente non devo usare nessun tipo di come si dice, ruffianismo sì. per lavorare per questo. Io comunque mi presento perché se gli interesso. Chi le chiama? È inutile che io dico come ci faccio tutta la cornice, perché dall'altra parte chi lo sa che sto facendo questo, allora sono più cioè meglio, tu dici è meglio essere leali piuttosto io vengo che qua, ciao, tutto a posto, come che dici tutto bene, no, Leo così là, io dovrei fare una cosa normale, non normale. È che dico a chi stiamo cuoce, perché chi non si fa cuoce sembra che si fa cuoce, ma perché oggi non c'è più quello là che insomma oggi allora tu tutto quattro ce n'ho due. Senti, ma da arrangiatore, no? Ma tu faresti un disco con Enzo Caradonna, per esempio? Anni di meno, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto pure mi hanno fatto lo scherzo, quel signore che sta là. Ma per questo quel signore che sta là, all'improvviso mi ha chiamato una mattina, io stavo giocando alle bollette. Ma io ti volevo chiedere, la domanda che ti ho fatto era, non me ne frega dei dischi di Enzo Caradonna, ma volevo sapere, ma da quanto tempo Enzo Caradonna non ingarra una canzone, secondo te? Leo, ti pregherei, vuoi il tempo per rispondere? No, perché se vuoi io metto un pezzettino e poi ti do... Ma questo è un tuo... È un mio che, Leo? Un tuo giudizio se ingarra o non ingarra. È un mio giudizio, ha detto. Un tuo giudizio. Quindi voglio dire, secondo te Enzo Caradonna ha ingarrato 10 canzoni l'una dietro l'altra? Allora, a me il disco che ha fatto ultimo, che ha fatto, mi piace tantissimo. Ho capito. Ma che può piacere a me e a te no, o a un altro sì, a quello no. Chi lo stabilisce se ha ingarrato o no? Tu a volte ingarri pure un disco, ma no perché fai un bel disco, però non fai successo e magari fai un disco così. Più sciuliarillo e magari puoi fare, cioè, perché il pubblico è quello che stabilisce alla fine, cioè chi lo stabilisce si chiama ingarrato o non ingarrato. Il pubblico. Ho capito, però questo parliamo a livello diciamo di impegni, di cose, di matrimoni, di no. Queste cose ecco tu parli anzi allora scusa, a Napoli come si fa a capire se uno funziona o non funziona, no? Con gli impegni che fa, con le cerimonie che fa, no? E proprio per questo noi a volte ci stiamo fossilizzando su alcune canzoni e non osiamo, proprio perché a me dice aspetta, ma non facciamo questa canzone a capo, perché magari è un bel pezzo, è veramente un pezzo di spessore, però non lo fai perché poi dice tanto per dire a Gaetano Amaro che vai a cantare la signora, giusto? Però comunque io cerco di fare sempre 3-4 brani, sai, per mantenere quella cosa della commercialità, però nel disco ci vuole pure un pezzo, dice fa pure questo, non è che fa solo... Senti, il mondo è neomelodico, i neomelodici sono dappertutto, ti volevo presentare Questa parola a me con me... No, ma aspetta un attimo, perché ti volevo presentare un cantante cubano, Serginho, alza il cursore. Non si può inquadrare. Non si può inquadrare. Senti, Leo, facciamo una cosa. Sì. Tu sei il cantante dell'amore per me. Sì. Allora adesso, veramente, cantami una serie di cose d'amore e soprattutto stutata a Fabrizio Ferrella fora, perché Leo Ferrucci ha da cantare. Ecco, e bisogna stare in silenzio. Leo Ferrucci canta l'amore dal vivo. Io non pazzo innamorato, t'ho sempre corteggiato, quando sono giù pregato, ma ci pure compassato, la desiderava a te. Noi due pazzi innamorati, casa vanna che sonnata, mezza tanta camminata, quanta volta mi giurato e non ci lascia mai più. Un'altra. E devi.
se tutte cose io da lontano ti conosco e ci chiuso parla schifase se mi dicono qualcosa la manterna e camminammo in paradiso siamo una cosa voglio allocare non mi fa tenere a nascosa io si da guarda pure me sono assai geloso dice il cuore che appartiene solo a me. Parto io Serginio Cursore, vai, ti do io una mano, sempre di Leo Ferrucci si tratta, l'hai riconosciuta? Quando stella stanno in cielo, bellissima questa canzone. Questa l'ho incisa nel 1988 e all'autore Enzo Rusci. Stasera, come la prima volta fra noi, ricordi dolci, ricordi del cuore, in questo amore che finisce così. Vorrei gridare adesso non mi lasciare, ma è troppo tardi, tu te ne vai. L'amore è un gioco, sto perdendo per sempre, c'è troppo voglio dentro l'anima. Finisce qui una grande storia d'amore, ma sto morendo e non ti sacci scordare, perché mi manca l'aria, se tu non stai con me. Sono uno stupido problema di cuore, ma si passa non riesci a cambiare. Se tu non vivi una storia, sei più importante di me, io voglio solo a te. Una domanda quando ero piccolo, come fanno i cantanti a ricordare tutti i testi delle loro canzoni, poi crescendo ho capito che non se le ricordano. No, ma io penso che, naturale, penso che sfido chiunque a ricordare, che ha fatto 25 CD, tra dischi e CD, a ricordarsi tutti i testi. Dopo, diciamo, no, ma la cosa, sai qual è? Che prima, questa è una cosa che capita a tutti, penso. Perché prima quando tu facevi le canzoni ti imparavo e poi andavi a memoria in sala. Invece adesso si completa il testo in sala e là lo leggi e poi si capace una canta anche giusta la canzone, quindi non la sai proprio, la sai per chi l'ha eletta, capito? Non sei come Fabrizio Ferri che ha 3 canzoni di successo, quindi che le so che si ricorda. No, ma chi ne si ricorda mai? La differenza è questa. Vediamo se ti ricordi questa, Serginio, sto parlando con te, grazie, alza il cursore. A me piace molto, innanzitutto metto queste canzoni affinché poi la gente se le vada a cercare, soprattutto i ragazzi, però ci tengo a dire una cosa, a Napoli si fanno tantissime canzoni funzionali, no? È un po' quello che dicevi tu, chiaramente siamo a Napoli, abbiamo più o meno capito la gente che cosa vuole e quindi seguiamo un po' l'impronta che ci dà la gente e quindi insomma si scrivono tante canzoni funzionali, furbe, invece poi nei dischi di Leo Ferrucci ci sono proprio le canzoni, cioè quelle lì che restano come tali, cioè le canzoni d'amore. Pure nelle melodie sto cercando di trovare qualcosa. Però alla fine poi mi dicono, su Leo Ferrucci cade. Ma sicuro, anche perché non ce n'è un altro. Però poi una volta che ne fai hai problemi. Poi rischi di ripeterti, poi magari poi stessa la gente poi nel frattempo dice però che Leo Ferrucci prima, poi stessa la gente dice ma che si assomiglia a quello però e non ci proponi niente di nuovo. Sai, voglio spiegare meglio questo fatto. Che nei dischi di Leo Ferrucci, però se qualcuno mi chiude quella porta perché veramente Fabrizio Ferri sta sul Tagada, non supporta veramente. Grazie. Allora, no, però volevo spiegare meglio, quelli che vengono dal mondo della radio hanno questa fissa sulle canzoni di primo impatto, no? Che abbiano un suono radiofonico che sia di facile presa, perché tu sei in auto, sei nel traffico, hai tante cose da fare. Quando ho fatto questo disco, non è che perché non è che può essere sicuro, però quando ho fatto Amor, quando tu hai pensato a quello? Già potevo, la percentuale era già buona, diciamo che può funzionare. Può funzionare. Però poi poi dopo che vai a fare su schiaffo e pace, già
questa secondo me più canzone di quella, sì, però quello funziona già a sé. certo. Poi, capite? Allora noi lo sappiamo, però purtroppo mica posso fare 10 amore, oppure posso fare... Ma non c'è dubbio, quello che io volevo dire è che ci sono le canzoni di facile presa per il mondo radiofonico, insomma quelle che devono piacerti subito al primo impatto, e ci sono dischi dove ci sono quei singoli là e non c'è nient'altro. Nei dischi di Leo Ferrucci solitamente c'è la canzone di facile presa e anche cose belle che restano. Io diciamo che cerco di mantenere la mia identità. Quello che io non amo molto di alcuni artisti è quello là che insomma vogliono fare, per esempio Tiziano Ferro e Napolitano già esiste, perché se mai tu fai una pizza alla Tiziano Ferro, prima l'originale, ecco, non apriamo sta lave sangue. È più bello quando uno dice, per esempio, Leo Ferruccio fa questo genere cioè, anche nel piccolo o non fa successo o quello che però quando lo ascolti dice non assomiglia a nessuno, bene, non sono assolutamente d'accordo con te, ma questo non succede solo per i cantanti, succede anche per chi fa la televisione, per chi fa le canzoni, per chi fa i prosciutto, per chi fa i marenne. Io sto parlando nel gergo nostro. No, lo so, ma anche noi siamo bersagliati da Pippo Baudi. Cioè, io vedo napoletana, cioè, è una canzone italiana cantata in napoletana alla fine, non è più la canzone napoletana cantata in napoletana. Meno male, lo sta dicendo lui così. No, io lo dico perché è così. Cioè, allora, Serginio, alza il cursore, senti sempre a proposito di... Cos'è? Quando i diamanti ritornano a casa. E che succede? E quando scusa, il capello, il rossetto, il profumo. Dopo affrontiamo questo discorso allora apriamo una voragine infinita, perché poi il momento più brutto per gli amanti è quando tornano a casa, e è lì, tu puoi trovare di tutto, no? Nel senso ci sono... No, ma la cosa bella che mi viene in mente è così, che la maggior parte Leo, delle non ti rovinare... la maggior parte delle coppie, diciamo, perché l'uomo all'impatto la incontra, tutte parole dolci, mamma mia come stai bella, e come stai questa che mamma mia, come odori, che bel profumo, che l'uomo. Sì, l'uomo. La femmina invece non parla, poi dopo vanno dove devono andare, vanno al sodo. Sì. Dopo appena 3 minuti, l'uomo mi pare 1000 anni che se ne va. È vero. E la donna si mette là a dire tutto a posto, sei stato bene. L'uomo si dice tutto a posto. Hai detto una cosa di un atroce, di un... Perché non è così, scusa. Allora, il problema è che hai detto una verità, ma questa verità è talmente atroce ed è così brutta per il mondo femminile che hai detto una cosa veramente terribile. No, ma allora... Sì. Non avesse essere così, però... lo so, ho detto, però hai detto una verità brutta, l'hai detta sorridendo tra l'altro, come se fosse una cosa... No, non è normale. Dando una colpa, ho detto, hai detto la verità. Magari qualche donna mi può prendere pure, diciamo, dice, ma come dai? Sì, ma infatti parlava di un luogo comune. Loro lo sanno, perché poi a un certo punto inizia a fare, ci capito, ma da 1000 anni che te ne vai. Sei nato poco, loro te lo dicono. È certo che te lo dicono, è certo che te lo dicono. No, ma chi lo compagno mi ha chiamato, ne capite, prima, questo è dopo, prima non chiamo nessuno, un telefono studiato. Senti, nella canzone, chi l'ha scritto il testo di questa canzone? Antonio Casaburi. Allora citi una cosa importante, insomma, i capelli, no? Sui vestiti, sulle maglie dell'uomo. Sì, il capello, il profumo, questa è una cosa che comunque ognuno, cioè dopo che ha una storia, quando si hanno le storie clandestine, è chiaro che quando si va a casa e c'è qualcuno, una moglie, un fidanzato, quello che sia, magari prima si sciacqua, si trucca di nuovo, si fa tutto trucco a piedi, così là, l'uomo che dice fammi ritengo un po' il rossetto, l'immello, qualcosa. Quindi sono veramente una mezz'ora d'inferno, perché tu devi cercare di far sparire, cioè, però è la mezz'ora di un serial killer. No, ma se fosse troppo facile, non fosse bello, perché è proprio quella che ti intriga, quella cosa... perché se fosse troppo facile non fosse bello. Ma noi siamo tutti quanti amanti delle cose impossibili, quando più sono difficili, più cioè, ad esempio, se io faccio un disco sapendo che già vendo 1 milione di copie, non tengo questi palle, Leo. Sì, vai sul sicuro. Ma tu sei sicuro? No, aspetta, io sto facendo un esempio. Cioè, con la sicurezza che vendi 1 milione di copie, sì, è bello perché comunque parti sul sicuro, però è meglio quando tu, non sapendo la cosa, gli sai, ci fai questo disco, gli sai come, e vendi... è molto più... certo, le sorprese sono sempre... Però è bellissima questa cosa che hai detto, che resta, insomma, alla fine, facendo tutto il riassunto degli amanti, la mezz'ora dopo l'incontro con l'amante, donna o uomo, è la mezz'ora di un serial killer che deve far sparire tutte le tracce, questo è
il riassunto. Ma perché come questo può capitare a livello, diciamo, però una volta o due, quando poi, come si dice a Napoli, la catenella, prima o poi o si viene perché Si spezza. Allora, Leo Ferrucci adesso se ho capito, o ti stai accorto il profumo e ti stai accorto pure le persone che ti vedono, che magari metti tu sai che c'è, cerchi di fare, però comunque una volta ti può andare bene, 2, 3, 4, ma poi prima o poi uno, basta che ti visto una è la fitta. Ti voglio dire una cosa, che secondo sondaggi, indagini fatti, prendendo in considerazione come si sgamano gli amanti, quello che rovina sono questi. Aspetta. Quello che rovina sono questi e il computer. Poi c'è stato questo che ha suonato questo e questo, insomma, tutti e due. Il contatto falso, uno si può creare un contatto falso. Perché? Là, Certo. Il fatto è... Non ti rovinare, Leo, ti prego. Praticamente tu per esempio, mi devi dare, che ne so, 1.000 euro. Sì. Vabbè, mi devi dare a me per esempio, mi devi dare 1.000 euro. Un altro si fa un contatto falso sotto il nome di Leo Ferrucci, giusto? Magari io ti contatto e tu magari ti credi che stai rispondendo a me, vai là, dici aspetta, ti portare la mano su 1.000 euro, chi ti dà sapere che io è tutto un giro. Infatti, per esempio, Serginio Donati, per risolvere questo problema delle amanti, dei soldi e delle cose, scrive soltanto le canzoni. Posso mandare un saluto? Non vive più, prego, manda. Un bacione grande per Pina Damiano con il marito Salvatore, con forte bacio, e pure per Cinzia e la mamma Maria. Un bacione. Adesso Leo Ferrucci che ci spiega cos'è l'amore. Mi piace fermarmi quando tu parti con la battuta, attenzione, fare le torte insieme, le docce insieme, le pizze insieme. Sì, Fabrizio Ferri adesso qua, intanto alzami il microfono, non pari geloso, Ecco qua. Buongiorno. Eccolo qua, Leo vuoi dire qualcosa a Fabrizio? Io non mi firmo per più. Mi si può venire insieme, dici non solo faccio disco a noi per più, no, ma mi si può venire qui. Non è vero, ecco, anzi, scusate, qualche persona con Matteo. Scusate, no, pensavo ci fosse il collegamento con l'altra emittente, no, invece Leo Ferrucci nel rettangolo. Bene, allora questo è il disco, sì, un attimo, dove mi hai messo il disco di Leo Ferrucci? Allora... questo sono i due dischi, Mapara Ir, Fabrizio Ferri. Fate più grossi o fate più piccini. O fate più grossi, e li faccio vedere insieme perché insomma nascono dalle stesse teste, dai cuori. Una cosa sola però, sì. Chi si fa più casino. Sì. Mi posso pure una cosa, non ci sono di questo pure è portato. Sentite, mi togliete questo ma tu vedi nelle rettangolo? tasche delle persone, pure ettero, quanti soldi danno? Niente, no, ma mica è un problema di sacco, sono lui. Tutti i miei soldi ce l'ha Serginio Donati, quindi dovete parlare con lui. Allora Fabrizio... Io volevo parlare da Zuppicozzo. Ecco qua. Io volevo parlare della Zuppicozzo che era sì. Vuole parlare della zuppa, sì. Anche perché è un fatto di tradizione, no? Sì. Si mangia questa zuppa di cozze. Sì. Ecco. Voi ve la siete mangiata? Sì. Ok. Tu te la sei mangiata? Mi sono consolato perché mi son visto, perché io sono un fan, a me piace, da uomo, sì. Ma ho visto Rodolfo Valentina. Com'è? L'attore è quello che è bello, no? Perché no, dico la fiction com'è? Devo dire la verità, un pochettino leggermente più debole delle altre, perché poi se non erro sono 2 puntate solo. Però diciamo è un genere un pochettino diverso, non è che là, perché noi a Gabriele Gargolo che fa. Certo, ma tu te lo vedi automaticamente a casa, perché mia moglie, no, per esempio, ieri non abbiamo finito nemmeno di mangiare, metto 5, perché è da fare Rodolfo Valentina. Magari stai tu in televisione, ci va marito mami che no, che fa le mami, fammi si passa lo spot là, ma quando me le dà mia, hai capito, perché comunque è un personaggio che... Ma le donne, le vostre donne fanno commenti sugli altri uomini? Passami in secondo piano a casa quando stai in televisione, ma perché? È meglio che non parliamo, è meglio che non parliamo perché le nostre, cioè non le nostre donne, le donne di tutti. Cioè come noi pensiamo, diciamo, ma bello, quante persone diciamo, abbiamo, diciamo, come si dice? Mentalmente mangiamo e due. Mentre gli uomini lo manifestano, tu dici che le donne pensano. L'uomo è più spontaneo, dice, ma è bello che dice la femmina fa zitto in mezzo al mercato. Zitto, cioè, sai, quando in qualche movimento che fa addirittura e cresce, e noi invece lo diciamo. Sì. Vabbè, ma non si può essere gelosi dei pensieri, però questo è... però con i pensieri siamo tutti quanti... siamo tutti quanti a dove va?
Il 10 a 10, no, il 10 a 10, dove? L'11 manca 5, come si dice? Traditori, siamo tutti quanti traditori. Diretto con russo assai o poco russo, non faccio picozzo. A voi, io sono che vi faccio una domanda. Poco rosso. Non vi piace assai? Non mi piace moltissimo. Io non lo metto devo dire proprio. una cosa, che non è proprio uno dei miei piatti preferiti. Una mattina Sì. Nicola, fai entrare il bar qui dentro con tutto il ragazzo? Sì, no, tu sapevi. Nicola, fallo entrare dalla porta, da lì, guarda, da lì, perché Poi qui altrimenti ci scassi tutte le telecamere ed Enzo tutto, Caradonna ma chi ha vince pagato? Lui, per la prima pagato? volta la concorrenza. Lui Paga sempre Nicola Turco. Fai entrare. Ho detto Caradonna, ho detto la concorrenza. No, sì, io non sto parlando proprio. Dico, ho detto un diretto. mostro. No, io vi sto guardando per vedervi. Posso guardare? Sì, allora fai entrare il bar intanto. Bar, vieni. Grazie, vieni. Vuoi fare una cosa? Ce l'hai pronta? Vieni. Sì, che cosa? Una cosa, che ne so, tipo come si chiamano che fanno i due risposte? Come si chiama il programma? Le interviste doppie, le Iene. A tutti e due qualcosa, mi diverte se ti esce spontaneo. Allora, ci provo. Intanto prendiamoci il caffè. Maestro, mi date prima solo il voi. tempo di pensarci e poi vi faccio una grande intervista doppia. Maestro, Bene. prima a voi. Intanto Serginio, grazie il cursore. Serginio, sto parlando con te. Potete girare così vi vedono in televisione. Ma lui non si vuole far vedere. Attenzione, nel rettangolo c'è la concorrenza. Attenzione, guardate Gino Da Vinci. Guardate che tristezza, Gino Da Vinci, guardate là, guardate. Sai quando ti manca mamma, quando ti manca papà, guardate che tristezza, guarda. Non dice mai, non dice. Allora adesso proviamo a fare, visto insomma che Leo ha questo desiderio, facciamo una intervista insomma stile Le Iene. No, io quando me le so le risposte più o meno. Facevo di chi che dice, Che dici? Ma tu ti ricordi che tipo di domande sono? Là le domande sono, capito? Cioè, non sono domande proprio. Se sono domande immagino preparate. No, ma sono proprio cose pesanti, non è che sono. Allora, se dividiamo. Tutti a terra! No, ti prego, aspetta, no. Ma da fare domande. Si è vista a Ciro al coccolo No, mi ricordi un'altra cosa, poso sto fucile, perché io quando lo sparo io escono fiori, e con voi non si sa mai. Allora, Domande. Dividete il monitor a metà, grazie, non so se potete farlo, così io Con faccio questo una lo serie- sai che si fa, Leo? No, si non fa ho la idea, guerra. Non ho idea. Bene, Si fa la Aspetta, guerra. manco soldati, non ci fatto niente. L'ha già fatto su Bene, allora qua, sentite, qua siamo dal vivo e non vi posso montare poi come fanno alle Iene, quindi dovete stare zitti e rispondere. Io a raffica faccio le domande, voi a raffica mi rispondete. Fabrizio, età? Che cosa? Cominciamo bella. L'età mia, solo l'età, solo questa. Ma l'età io quando hanno tempo? Ma come lieva? Ma perché Lieva la miezza? Va bene. Sì, ma se all'improvviso direttore Questa è fa la prima l'età. risposta. Allora, senti Fabrizio, la prima volta che hai fatto l'amore? 16 anni. Leo? 14 anni e mezzo. Fabrizio, la prima volta che una donna ti ha detto mamma mia Fabrizio, meglio se andavo al bar? Quando eri piccerino. Veramente. Leo, la prima volta che una donna l'ha detto a te, meglio se andavo al bar? Mezz'ora fa. Ma tu scrivi cane, con me così. Prima che breve. Ah, tu scrivi con me, mezz'ora fa. Strada facendo. Strada facendo. Senti Fabrizio, ti sei mai fatto una canna? Sì. Leo? No, Manca l'acqua se vive Ferruccio. Veramente? mai. Mai. La prima volta, Fabrizio, che ti sei ubriacato? A RSI. Tu, Leo? A stempo. Come la prima volta che ti sei ubriacato ieri sera? No, vabbè, ho bevuto le altre volte, ero ieri sera approfittando della serata, ci Sì. sono stato una poca male. Fabrizio, qual è il disco più brutto di Leo Ferrucci? Quello là che fece Non è solo amore, non mi è piaciuto tanto. Leo, il disco più 100 brutto anni, 1000 anni, Esatto. 10 anni, 100 Ah, anni. poi a me piace tu lo dici, ma proprio cominciare. Si fa dritto proprio. Ma quello è il disco. Scusate, ma quello è il disco dove stava Samantha dentro? No, Che c'era? Che c'era in quel disco? ci stava, che succede, che succede. Che succede? Che succede? Era- Sì, vabbè, ma... Vabbè, per chiama me è il Nanzi. più brutto. Esatto. Ah, ecco, per te è il più brutto. Però, Molto bene. però è il più bello di tutti i brutti che fanno tanti. Sì. Senti, partiamo da Leo questa volta. Senti, Sì. Leo, ma di Fabrizio Ferri, quando aspettate dietro le cerimonie, ma gli accompagnatori, gli addetti ai lavori, i manager, che dicono?
Nel senso che ci mette tempo, qualcosa... No, che dicono di lui? Cioè, che cosa è che di Fabrizio Ferri non va? Lo devo dire, la Giarici, perché pure sa dire la verità, se non è nulla. Vai. Lei ho piacere, ci fa dire, chi se la facciano poco, troppo alto. Troppo alto così. I volumi del mio gruppo. Fabrizio, cosa dicono di Leo? Io lo so, dici tu. Mentre aspetti tu. Oh, sta cantando ancora, mamma mi sta cantando ancora, manco poso sul microfono. Molto bene. Senti, Fabrizio, come va con Nancy? Benissimo. Bouchard. È andata sempre bene, benissimo. Sì, benissimo. Leo? Perfettamente bene, abbiamo fatto 2 cose insieme, un arrangiamento che ho fatto per la canzone, come si chiama? Sì. Fa parlo coro. Fa parlo coro. Sì. E poi una canzone che... Qual è quella che... Ti voglio troppo bene, abbiamo lavorato insieme e poi un rapporto amichevole. Ecco, ti voglio molto bene. Io sto buono con tutto quanto. Ti voglio troppo bene. Senti Leo, volevo sapere, tu sei stato nella TV della concorrenza lì dove c'è il conduttore Enzo Caradonna? Certamente che ci sono. Ecco, hai mai pensato durante il corso della diretta, mentre Enzo Caradonna ti parlava, mamma mia Petraroli Arustà? No, non l'ho pensato. Stronzo che sei, devi rispondere. Adesso mi aspetto qua. Sai perché? Perché più o meno Enzo Caradonna ti assomiglia su alcune cose. No, lei è un motore popurì, rapidi la volta. Su alcune cose. Su alcune cose sì, però. Posso dire una cosa? Hai perso tutta la stima. Ma io volevo dire fisicamente. Senti invece, molto voglia Cucardil. Io so che tu ci sei stato, ecco, hai mai pensato, mamma mia, ma Petraroli dove sta? Ma io? Tu, sì, tu. E perché mi state incazzando? No, non lo so, perché mi aspetto una risposta... Petraroli dove sta? Dove sta? Fa la sua trasmissione, Petraroli, a Rostà. Ecco qua. Alle manzane, dico. Scusa, sì, sto un ospite là, no, Petraroli lo sta, che sta facendo una trasmissione ma l'hai pensato? O diciamo, non ti è passato per la mente? No, sì, al punto di stare lì. Perché vabbè, sono le mattine che fanno 2 programmi, stare là con coccato ospite. E tu pensi, no, scusa. Certo. Quanto sei paraculo, Fabrizio? Lo so. No, dico è una domanda, non una risposta. Sì. Ma paraiere. Voglio sapere, di solito quanto sei paraculo? È una domanda, punto interrogativo. Vabbè, a volte tanto, a volte poco. Quando bisogna parare il culo, bisogna parare il culo Leo, alla Gigi Buffon. Me la cavo in poche parole. Esatto. Ecco, questa è la tua risposta? Sì. Affermativa. Cerco di cavarmi, non me la cavo, cerco di cavarmi in poche parole. Cavani. Ha detto Cavani? No, ha detto di cavarmela. Ah no, ha detto di Cavani. Ecco, niente con Cavani. Ah no, insisti, vai. Insisti. Ti voglio così. Leo, l'ultimo pensiero un po' audace, un po' erotico che hai fatto, chi aveva come protagonista? Ornella Muti. Ma è una cosa antica Ornella Muti. Come ci piace? Io non ho visto un film, c'era il nanno bisbetico da madre. È vero, e lì era nel fiore, no, è vero, sì, poi il cinema ferma il tempo. Tu invece, Fabrizio, l'ultimo pensiero bello, forte su una donna, chi era la donna protagonista? Manuela Arcuri. Dove l'hai vista? Per televisione, arabi, mica che fa un bar. No, per televisione. No, tra l'altro è incinta adesso. È Beata Is. Sì, ma Manuela Arcuri è nei sogni tuoi proibiti? No, nei sogni proibiti, mi piace. Scusa, il film mi piace a chi là? A me mi piace Manuela Arcuri. Senti, Fabrizio, l'ultima volta che hai visto un film porno, quando è stato? Quando ero piccolino. No, che sei da diretto? Leo, tu? Ma io fino ai miei 17 anni però non si poteva entrare nel teatro, dai miei 18 anni mettevo insomma le pietre un pochettino nelle scarpe per alzarmi un po' come faccio qui. Sì. Fabrizio, mai stato su YouPorn? No, mai. Quelle cose, insomma. Mai, verità. Non ti sei mai fatto un filmino tu? No. Leo, tu ti sei filmato in momenti hard? No, mai. Ma guarda come sai, non si può fare questo. Leo, tu sei sicuro che qualcuno... Sì, No. Un bacio a Sergio Donati. Io volevo salutare anche a un amico mio, Salvatore Big Bubble. Allora, torniamo in noi, perché in realtà voi lo vedete così, ma non sono montati. Adesso che è più bella, insieme. Che le persone si divertono,
Ancora? Ma che vuoi fare carriera alla televisione? Allora mi senti? Credimi, per la stima che ti ho. Sì. Io mi diverto in questo tipo di programma. Pronto? Come stai? Certo, è diverso, Ok, è bellissimo perché c'è il contatto con le persone. Ogni tanto ci vuole pure... Una cosa diversa. E allora direttoriato in casata mano, gasato. Gasata mana. Gasata fa mano. sapere, capito? Fa sapere. Sì. Guarda, Leo Ferruccia, io ero pensato a Ornella no? Senti, Leo, ti volevo chiedere una cosa, funzionano molto, si fanno trasmissioni adesso intere, soprattutto le reti tematiche, no? sulla fantasia erotica, le reti tematiche, quelle che hanno tutte, che hanno un tema unico 24 ore su 24, e hanno questa storia, si parla molto di questa storia dei giochi sessuali, no? Di come ti travesti per fare una cosa diversa, cioè per far capire a tua moglie, guarda che io sono Leo Ferrucci, però dentro di me ci sono tantissimi uomini. Allora, tu da che cosa ti travestiresti, Leo? Bello e buono, tua moglie apre la porta della camera da letto e ti trova travestito come? Non ci vanno assai i vestiti. No, dico anche, dimmi un personaggio, può essere un fumetto, un cartone animato, una cosa... Peppa Pig. Shrek. Shrek. E chi ne dà assomigli, Shrek? Ma tu poi... Invece era ritrovata la cosa. Cioè? Teresa Arapa a Stanziletto, è vera Peppa Pig. Sì, ma più o meno stiamo là. Però Shrek sì, perché lei è abbastanza Urk, ti ricordi? No, quello che si stracciava i panna colgati in tavola verde, come si chiama? Incredibile giù. Invece Fabrizio, tu come ti faresti trovare travestito? Sì, dimmi Leo, scusami. No, questo mi fa diventare lui quando facciamo disco. Sì, veramente. Io da Topolino. Winnie e Topolino un poco più... perché se dico incredibile Urk, però poi tu non sai buono. Che sai come gli dico poi che gli sussurro l'orecchio? Sì. Mi trasformo quando... Yogi, cosa vuoi? Tu lei all'orecchio Fabrizio, per rendere la cosa insomma più... Topolino, ti voglio bene. Madonna, ma quella ti lascia, io sono convinto che... Anche se il mio fumetto, se tu lo ricordi bene, sicuramente tu non sai se si lo ricordi. Corri ragazzo laggiù, no, non possiamo, va tu. Gigolo d'acciaio. Gigolo Non d'acciaio. più magno perforante. Io però devo dire... Devilman, ti ricordo? Devilman. No, grande uomo di amore. Io Gigolo Mazzini. Oh, compare Nicola. Superman. Però Gig Robot già lo trovo un po' più eccitante rispetto a quello che hai scelto tu, rispetto ai personaggi che hai scelto tu, per tua moglie, secondo me, da Gig Robot. Pure Gig Robot. Sai, tu pieno di missili, pieno di cose che si muovono, si allungano, si allargano. A lui facciamo fare i Roshi. Quello là che insomma che poi io mi dai sfumato. I Roshi, sì. Quando che si ricordi? I Roshi. Senti Fabrizio, qual è la tua media fortunata in amore? La media intendo il tempo? Che ne? Quanto duri, Fabri? Voglio sapere il tempo. No, vabbè, sto una bella oretta. Vediamo che faccio stanziletto, cucina, cose. Ma io per fare vedere che sono meglissimo faccio un'ora No, perché un 3/4 d'ora, un'ora, buffoni non ci sono. No, un'ora e 5. Diretto. Allora, sta messo lì, ma dobbiamo pure svelare. A parte che uno... Aspetta un secondo. Dipende pure, a volte capita pure che per esempio se già l'hai vista, già sei stata con 2, 3, 4 volte, allora praticamente tu riesci più, ma a volte può capitare pure che avviene meno perché la donna che la prima volta è talmente che ti piace e cose, rischi di fare una brutta figura, si può pure vabbè, perché quella è una cosa mentale, devi sapere come stai ovviamente mentalmente. No, però io non ho detto tu, Nato, però io parlo in genere, si può rischiare di fare una dice, che succede, che già fa? Ecco. È capitato. Bene, il desiderio, apriamo. E invece voi quanto tempo? Apriamo il capitolo. Io non faccio gioco, me l'avete chiesto voi di farlo. Va bene. Vabbè, però una domanda la potevo fare. Tranquilli, invece fate 7 minuti. Invece usate. È che le come i cani. Invece apriamo il capitolo omosessuale, ecco, perché siamo tutti, siamo tutte femmine. Cara donna, puoi anche spegnere la televisione, te l'avevo promesso che stamattina ti avrei fatto male. Allora, andiamo avanti, non c'entra niente, è un messaggio tra me e lui che ieri ci siamo visti e abbiamo mangiato le cozze insieme. Allora, dovendo immaginare, Leo, parto da te perché sei più serio. Allora, dovendo immaginare dovendo immaginare un cantante napoletano tuo collega, ecco, voglio dire, e quindi in un rapporto, perché siamo tutti uguali, siamo tutti diversi, siamo tutti la stessa cosa, chi sceglieresti come donna? Chi trasformeresti da donna? Un cantante che faresti diventare la tua donna? O tu la donna e lui l'uomo, insomma, capito? Un giochetto del genere.
No, ci sto facendo No, che significa, Leo? È un giochetto, è immaginazione, siamo tutti uguali, tutti diversi. Ma tu nella perversità. Leo, bisogna essere versatili, state zitta, dimmi uno che faresti, insomma, questo, capito, questa trasformazione. Cantante? Certo, cantante, solo cantanti qua. Ti è piaciuto il giochetto? Tu detto vai, che poi non è offensivo, perché se lui sta dall'altra parte con questo dico, sì, perché poi è un nome a caso, non è, che... è un gioco. Allora dall'altra parte noi stiamo scherzando, quindi non è che mi devi dire un nome. Ti prego. Casaman. Natale Galletto. Ah, è come a Natale! È come. Allora Fabrizio, invece, dovendo tu interpretare una... Dice buono. Dici. È un cantante maschio dato a femmina. Sì, però aspetta, facciamo passare cose, non stiamo parlando della sessualità di nessuno. No, siamo... Allora, è un gioco a Nico Desideri. A Nico Desideri, un chillicapilla. E quello fa fare l'amore, pure non c'è. Ma che dolore si guarda. Basta, vi state rovinando. Se Serginio viene, basta tu, e io posso fermare questo gioco, se Serginio non avesse le corna e si sedesse dove deve stare, molto bene. Io penso che le persone da casa stanno... lo voglio fermare qua. Penso. Ecco, a Natale Galletto. Allora signori, adesso mettiamo lo so che col vestito rosso, Allora, noi proseguiamo tra poco con le ultime domande, le più piccanti. Ti prego, alza il cursore che suoniamo Fabrizio Ferri a prima sera. Aspetta che t'appicciano, che dobbiamo mettere? Ma basta tu, dobbiamo dedicare dopo. Sì, volevo ringraziare, ci sono un sacco di messaggi, purtroppo non c'è Consuelo e quindi non c'è nessuno che me li trascrive e io vi chiedo scusa, ma non ci vedo. Però volevo soltanto leggere questo perché mi piace molto e tra l'altro non c'è. Allora, ragazzi, siete bravissimi e noi napoletani ancora più orgogliosi di esserlo. Il dialetto napoletano è stato dichiarato lingua e patrimonio dell'UNESCO, dell'Unione Europea. Quindi bellissimo messaggio. Ha spaccato questo messaggio, ha spaccato. Quindi i sottotitoli non esistono più. I sottotitoli non esistono più, quando andate da Barbara D'Urso potete anche parlare in napoletano, se andate dalla Merkel avete tutto il diritto di parlare in napoletano, anche la Merkel vi deve capire. Sergio, puoi entrare soltanto un attimo, ti avvicini? Sergio, ma vieni a casa, ma che le ha casato? No, soltanto un momento, solo una cosa ti voglio chiedere. Dividiamo lo schermo a metà. Dividiamo lo schermo a metà perché volevo fare una domanda a Sergio che si è divertito molto, allora uno si deve assumere le sue responsabilità. Regia, quel formato di prima, grazie, quello delle iene. No, non c'è bisogno perché lui mi sente benissimo. Specifichiamo solo un fatto, che l'ora mia fosse fornuto nella mia ospitata, quindi ringrazio a Fabrizio che mi sta dando... Sì, però Leo, guarda che io non affitto camere, io non sono il direttore del motel, stai tranquillo, c'ha la sigaretta in mano, ma quello Sergio Donate e Rocchi che già fa. Ma a casa tua si fuma, a casa tua non si fuma, non ho capito. Ma che già fa? Chi è Sergio Donate è Pink Floyd, che posso fare? Rolling Stones. Vai, Sergio, volevo fare, visto che lui si diverte come un pazzo e con quella manina lì dietro mi dice va. Volevo soltanto farti quella domanda di prima, cioè a proposito del discorso dei giochetti, no? Di quando un uomo diventa una donna, poi diventa un uomo, poi si traveste, poi si diverte, poi fa delle cose, insomma, e volevo, quindi se dovessi scegliere tu un cantante per avere una bella storia di quelle là che non si capisce chi è l'uomo, chi è la donna, chi sceglieresti? Ma come io ho un vecchio sogno erotico su questo. Quello di San Luciano Caldù. Allora, scusi, ma salutiamo Hendrix, puoi andare, grazie. Moltissimo, è una tua idea, hai il tuo sogno erotico. Vogliamo sapere il suo ci vuoi dire? No, lui dice sempre che siamo noi a fare. No, una domanda sola. Questa? Fabrizio Ferri. Ma posso dire una cosa? Sì. Prima che rispondi, cioè giusto a tutto quanto.
No, qualcuno potrebbe avere qualche dubbio, potrebbe pensare a qualche altro cantante. No, ma già lo sanno in giro, già si dice. Invece il mio sogno erotico è innamorato di Fabrizio Ferri. No, qui stiamo parlando di sogni erotici. Però poi sotto sai che io dopo facciamo capire, a Fabrizio, già dice sta cosa. No, veramente la risposta per intero sarebbe: Fabrizio Ferri è il mio sogno erotico, però sposerei Anthony, se proprio vuoi tutto quello che sta sulla bocca della gente. Io compare. Se vuoi proprio di quello che ne si parlano, dice, di quello che si dice, allora ti ho detto proprio tutta la storia così com'è. Ho capito. Tu hai un'altra domanda? Vuoi tutta la famiglia? Non lo so, vuoi la nonna, mamma, compare, però in secondo, diciamo, quello là, quello più malizioso, compare, quello là, insomma, hai capito? Quindi lo sposo sarebbe Anthony, il sogno erotico sarebbe Fabrizio Ferri e o compare fai tu. E o compare... come si chiama, Gatast, tutti e due, non posso essere. O compare... Fabrizio, scegliamo insieme, visto che entra in questo sogno erotico insieme a me, chi ci vogliamo portare? A fare un compare con noi. Che non sia Nando Mariana. Nando Mariana sta bene. Sta bene, molto bene. Ma adesso va bene, parliamo di location, e quindi parliamo di motel. Sì. Bello dell'acqua. No, volevo sapere da lei, mi interessa sapere la prima volta che l'hai fatta o che l'hai fatto in auto, ti ricordi? E chi le va a street? A Roffa? No, sei andata a stingo si giulino, cambia marcia. L'ha fatta. Ma facete questa macchina papà più grossa. Sì, no, posso sapere. Però posso dire una cosa. Sì. Capitò pure una cosa un pochettino... come si dice? Marrenare. Che è arrenare? Lo gettinare a insegnare nel fango. Cioè, quella Mirma, come si chiama? Ho capito. Come si chiama quella... un euro! Il fango, ho detto bene. È il fango. Allora, le ruote, cioè la macchina non andava né davanti né dietro, cioè scivolava. Allora, praticamente, cavetta fatta, c'è un suo... Sì. Lei alla guida non sapendo buttare la macchina, ti fa così. Così. Senti, aspetta, Leo, chiariamo una cosa. Ma mentre lo facevi o dopo averlo fatto? Quando ce n'era mai. Quindi avevi già fatto. Fabrizio, la prima volta in auto te la ricordi? Sì, avevo 18 anni. Aspetta, io devo dire gli anni perché sennò a casa embriaco fatto, ma qua stiamo parlando buttava la macchina, perché se no moglie dei capitoli c'era si stato. No, buttava la macchina pure senza patente, cioè pure che... Fabrizio ha detto 18 anni, sì. Giusto? Io ho 16 anni, a me 17. Ecco, senti, volevo, Leo, se tu riuscissi a consigliare un motel ai nostri telespettatori dove appartarsi senza essere visti, qual è? Io faccio un abbascio studio, io sono problemi. Madonna, come tutti gli arrangiatori, Leo, sei banale, guarda. Ma quella è bella pure la rete a terra, Rossa Ferrucci, c'è bisogno che abbia abbascio studio. Quando trovo nessuno. Lo vedi perché Fabrizio Ferri è il mio sogno erotico? Questo fatto a rete a terra, cioè Fabrizio Ferri ti dà l'impressione... Sta uno con intorno sempre... Capito? C'è due che li batte, tu vai... Sai cos'è, Leo? È che Fabrizio Ferri ti dà l'impressione di essere sempre pronto. Ma pronto di chi? Ma pronto di che cosa? A giocare a bruciaca! Allora, scusate, ma state tranquilli, veramente. Sì, e adesso buongiorno. Invece giochiamo al contrario, entriamo in un mondo che è molto eterosessuale. Ma basta io credo che sia peggio per voi. Forse era meglio scherzare sull'omosessualità che sull'eterosessualità. E quindi volevo sapere, Leo, con quale cantante donna fuggiresti per questa storia? No, che siamo, non abbiamo mai sparato le batterie. Aspetta, Vai, me ne fui con non si amarra. Ma veramente, mi sta a fare una crociera con non si amarra. Sai che è stata qua, è bellissima, veramente? È fortissima, canta come... La salutiamo, è un bacio grande forte. Nunzia. Leo, con chi fuggiresti tu?
già una cantante con marito è calmo, oppure se sei sposato, se non è sposato. Se non è sposato. Come... vedete? No, ma che sta domanda noi, lo vedi come le domande di fantasia, sono più... vuole fuire con sulle mazze. Come tu hai detto, c'è il direttore, vai. Poi il direttore va. Poi il direttore va. Ti è piaciuto? Vi piaceva? Ti è piaciuto? È tirato il caragare. Vi è piaciuto? Oggi divorzio. Maria Teresa. Scusate, vi è piaciuto parlare subito di Natale Galletta? Poi quando vi chiedo delle donne con cui fuggireste... No, il fatto che dice stanno assai un problema, non è che... sì, veramente, sei imbarazzo della scelta, in privato, lo diciamo. Leo, hai mai fatto un'orgia? No, ha fatto i casatiel. Fabrizio, che caspita. Leo, allora, sincero, ma quella canzone è come... E mi hai fatto l'orgia? La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Un attimo. L'ultima domanda era questa e ci ritorno perché pretendo una risposta. Voglio sapere da Leo se ha mai fatto un'orgia. Non ha fatto l'orgia, ha fatto i casatiel. No, lo devo sapere, grazie. Perché volete far appiccicare la moglie? Non me ne frega, scusa, uno può avere. E diciamo la moglie ma sicuramente sa come una pazza. Allora, questo non l'ho fatto, mi manca il repertorio. I cavalli di battaglia sui ci manca. Ah sì? L'orgia tutto... Fabrizio. No. Fabrizio. Direttore. Fabrizio. Direttore. Guarda, tu c'hai la faccia. Contessina. Fabrizio. Contessina, come un femminile. Fabrizio, tu c'hai la faccia dell'orgia, dici la verità. No, quando mai. Vabbè, ma forse perché sono un ragazzo molto solare, molto spinto, sono una persona che mi metto al centro dell'attenzione. Tesoro, io ti vedo in tutte le posizioni possibili. Un Kamasutra. Quindi non dire stronzate. Kamasutra, come si chiama? Kamasutra. Allora, suoniamo, Serginio, suoniamo. Ma basta tu. E questo è il disco di Leo Ferrucci che si chiama In poche parole. Ma che se allora diciamolo ancora una volta. Io dovevo fare dalle 11 a qualcosa fino a mezzo. Praticamente vedendo lui che quando vero a me non ci vedi più. Ma non ci vedi più, stanno in lento. Perché non mi chiamate di l'11 mancano 4 e da favore l'ora mia? Io non affitto camere un attimo ad ore. Allora, volevo soltanto chiedere, prima di chiudere questo giochino, se Nicola Turco mi manda il collegamento, questa volta anche audio, perché voglio vedere come Gino Da Vinci sta morendo ipocondria. Per pace, non riesce sia, Gino Da Vinci è accodato, ha sempre per voi una bella canzone di Nando D'Andrea, io metto le mani e tu si torna per pace, metta la roba tu. Ma che cosa ha detto? Non ci vuole. Le nostre pensieri mi fanno. Bene, ok, chiudiamo il collegamento. Io questa mattina sto controllando Gino Da Vinci perché sta dall'altra parte, sta sulla concorrenza e quindi insomma ieri io e lui ci siamo parlati e lui non doveva calpestare il mio format, hai capito? Doveva andare lì facendo delle cose diverse rispetto a quelle che fa qui e devo dire che ci è riuscito, credo che abbia dormito per 3 ore beatamente. Allora volevo far entrare un attimo Sergio Donati. Sì, no, perché a me questa storia la domanda la sola, penso. No, scusami Fabrizio, perché veramente non ha bisogno delle cuffie, perché lui è tra l'altro è pur surdo, quindi ci sono problemi. Ecco, Leo, accompagnaci, non so se il tuo pianoforte c'è il pianoforte? No, non c'è. Sì. No, soltanto una cosa, perché mi aspettavo una risposta sincera, no, sulla storia dell'orgia, delle cose. E quindi volevo chiedere a Sergio Donati se tu avevi mai fatto un'orgia. No, Sergio ha fatto un circo. No, diciamo che... E capì, il leone, il tigre, il cigno, salto con l'ast. Non diciamo bugie. Non diciamo bugie. Non ho fatto. Esce do chirichetti, non diciamo bugie. No. La verità. Partiamo da qua perché portava una brutta numenato, passato in nero. Diciamo che io partiamo dalla religione, che è così importante. Sì. Diciamo che io fino a 20 anni fa insomma ero una sorta di ateo, non credevo. Sì. E quindi per me la vita era tutta, sai, tutta birra, insomma, rock and roll. Divertimento e roba un po' di casino. Fashion. Diciamo che io non è che ho fatto le orge, diciamo che ho vissuto quasi 10 anni di orge. Ecco, hai capito che lei? Diciamo che ho vissuto quasi 10 anni di orge. Ecco, hai capito che lei? Quindi tutto ha fatto più carriera con l'orgica con cantare. Bravo.
Senti, però alla soscio di testa. Bravo, e allora. Sergio, sai perché adesso, a parte che io ti conosco e quindi so che la vita per te per quasi 20 anni, non come cantava Edith Piaf che la vita è tutta rosa, per te la vita è stata un'orgia, è tutta orgia, però visto che tu qua sei abbracciato al mio sogno erotico, vuoi convincere il mio sogno erotico che fare un'orgia, scambiare i ruoli ha la sua importanza? Sì, è una sì, fa parte dell'allenamento. Non può essere spiegato. Spieghi. Prima di tutto spiega, è un allenamento, se vuoi, anche corporeo, ma è soprattutto un allenamento mentale. Mentale, Fabrizio. Quello che poi la mente a un certo punto ha bisogno di sbloccarsi. Fabrizio, tu ti devi sbloccare, capito? Ma così si sblocca una chiave. Perché si sblocca una chiave? Hai sentito mai dire la famosa parola si aprono gli orizzonti? Si aprono, Fabrizio, hai mai sentito si aprono? Mica in orizzonti, Ma e dice comandamento, sarà pumare. No, ma lui ha una sorta di terrore alla parola orgia. Tu secondo me stai associando qualcosa di strano. Di brutto. Di brutto, perché orgia non vuol dire che tu stai là e devi fare per forza delle cose che magari non preferisci. No, l'orgia, anche nell'orgia ci sono i ruoli. Sì. Ognuno rispetta la sua parte, ognuno fa È quello come una partita di pallone. Ragazzi, ma siamo senza bip, non abbiamo nominato nessun organo, niente di male. Fino a quando non andiamo sull'organo no, tutto a posto. Grazie Sergio, puoi uscire, se no ci prendiamo una querela. Grazie, no, volevo dire una cosa. Ciao Sergio, guarda, voglio solo sapere se sei convinto. Grazie per la scuola guida, grazie mille. Senti, grazie. no, volevo sapere una cosa, dirti una cosa, che la vita è fatta di ruoli e quindi di conseguenza no. Tu che ruolo tieni? Tu che ruolo hai? Rindazzo fatto. Ruolo, diciamo, Nella vita? No, rindacchi lo fatto che si parlano sempre prima. Ma perché voi sapevi fatte Leo Ferruccio? Io dico nella vita, sì. Tu che ruolo hai nella vita, Leo? Se mi dai un input al livello che cosa vuoi... Sì, nel senso che nella vita sei un attaccante, sei un difensore, sei un portiere, sei una palla, sei che sei? Tu? Ah, portieri! Sono un portiere, però qualche volta mi piace insomma fare un pochettino le centrale. Ecco, tu Fabrizio che ruolo hai nella vita? Attaccante, difensore? Centrocampista. Ecco, per questo è erotico. No, centrocampista, diciamo, Stung, con mio compare Nicola, diciamo, oh, mandi... Ah? Detta ai tempi. Chiudiamo il giochino, voglio chiedere a Fabrizio, a Leo, cosa pensi, sincero però, sì. Anche in poche parole, per citarti, cosa pensi di Fabrizio Ferri come uomo? Ma io lo conosco bene, come persona, diciamo, a parte queste parentesi che ha lui a livello proprio scherzoso, che fa un pochettino casiniere, però diciamo è un ragazzo molto, diciamo, un bravo papà, sì. un ottimo marito. Grazie. Seriamente, stiamo parlando seriamente. Stiamo parlando un ottimo marito, poi qualsiasi cosa si lascia pure, diciamo, chiede il consiglio pure alla moglie, non è che deciso non mi faccio, tu fai moglie, magari si scambi di opinioni, è molto presente in famiglia, e quello che vedo io è come lo conosco io. È come persona, è una persona pulita, sa fare il lavoro. Madonna, mi state facendo perdere tutto l'ascolto. Leo, ti prego, mi dovevi dire delle cose. No, sta dicendo la verità, io ho troppi presi. Ma che me ne importa a me? Tutto a posto. Che stiamo facendo? La santificazione. Vabbè, ma fatelo finire di parlare. Finisci. Mi sta facendo i complimenti, no? Prego, finisci, grazie. Mamma mia, come vi presi. Prima parla tu Kama Sutro, l'orzata, mente. Io sto dicendo questo perché quando va a casa l'ha già fatta. Insomma, è un santo, Leo, è un santo. No, vabbè. Fabrizio, cosa pensi di Leo Non Ferruccio? te lo porti a casa, però facilmente, però comunque dipende, cioè lui se vuole si fa pure portare a casa, però giustamente lo deve sapere e lo deve decidere lui. Ecco, tu invece Fabrizio? Leo Ferrucci, una bravissima persona, molto di cuore. Grande lavoratore innanzitutto, grande lavoratore, Ferrucci non si stanca mai. È stato un ragazzo che ovviamente ha sofferto nella sua vita, nella sua carriera, oggi il Signore l'ha premiato negli ultimi anni, ama la sua famiglia e sta bene con se stesso e anche con gli altri, se non lo fanno pigliare collera. Oh, bene, contenti? Oggi spaccato, con sto sciatusce.
Vedi che cosa gay che ha detto e manco lo sa. Hai spaccato questo shadow. A proposito di cose gay, li voglio vedere ballicchiare un attimo, puoi alzare il cursore? Ma Grazie. balla. Non stiamo pariando. Allora, cosa si può fare di una canzone di grande... Ma questa dovreste averla sentita perché la suonano tutte le radio. Lui è stato a Sanremo, ha fatto un video a proposito di diversità, insomma, di scambi di ruoli, di cose, no? Non ne sapete niente. Allora, però adesso, se Ferrucci ha voglia di suonare e Fabrizio ha voglia di cantare, mi farebbe tanto piacere sentire Crisi di cuore prima. Sergio, mi alzi un po' il piano. Sergio, acconcici un po', Tu stai vivendo da donna matura, non vuoi capire che sei ancora creatura, sei troppo giovane ancora, a che sneta non si muore. Giuro lo cuore con una mascatura, se si torna tu mettici amore, po' fredda e senza calore, tu non lo stesso dolore. Stranaccia leggenza e poi mi mettete già e mi ricordi in amore e quel profumo tu non ne ha usato e ogni cosa che poi che non ha ti fanno parlare e bello perro. Andiamo avanti. Andiamo a ma appartiene io ti giuro la ti voglio bene da qua mamma mia quando sto solo tu non sai che può contare non guarda manca una guagliona mezza e mi appartiene venga a te da luce mia e senza te si ferma pure la vita mia si tiene a freva margina dove sorridi t'asciutti il labbra no io non ti posso perdere io non potessi vivere ma che tenevi belli in tua canzone, l'hanno sfruttata a bolla, sto canzone, e dentro cuore una palpitazione, che sta emozione noi ce l'hanno stivata. Ma che tenevi belli in tua canzone, l'hanno sfruttata a bolla, sto canzone, e dentro cuore una palpitazione, che sta emozione noi ce l'hanno stivata. Successo di Fabrizio mezz'ora per ciaccudà e in modo di mento cuore ancora un sapore che ci fa lassare. A posto. Bene, ma chi è venuto in testa di scrivere Ma che tenevi bello in tua canzone? Liberato Brea E Leo Ferrucci. Liberato, che sì. lui ha fatto il testo e il motivo chiaramente Ecco. dovevo fare un motivo sfizioso perché altrimenti se lo diceva ma che tenevi belli in tua canzone Non succedeva niente. no non succedeva niente succedeva troppo assai perché poi lo specificavamo invece così l'hanno fatto più L'hanno fatto allegro più- per far capire che non erano veri Ma capito? che tenevi Per bello far in tua capire- canzone? Allora mi piace, adesso avete aperto la testa perché adesso comincerò a suonare una serie con tutti anche gli altri ospiti, una serie È di... passato prima una canzone della mia. Dopo chiudo con la canzone tua, no, però mi piace questa idea di mettere... Fermiamo il tempo questa sera. Cantala dal vivo, prego. Voglio restare insieme con te, non complicare la serata. Voglio dormire insieme con te, tu quasi femmina ingannatemi, ma sai mi chiama e vai a esistere. E che fa? Si sono trasuti in da chiesa, ma può perdonare.
e sto sbagliando soltanto, non ci vediamo papà, è solo che gli ho peccato, che non posso mai negare, si può fare, solo se mi legge in tuo cuore tutta la verità. Ma mi ha fatto pure più lo disco. Sì, vabbè, la tonalità l'hai presa così a volo. Forse sono più innamorato di questa canzone che di Fabrizio Ferri, che delle volte succede. Fermiamo il tempo Questa sera. Se me lo dici 2 volte ti ritrovi in mezzo ai guai. Allora dicevo, mi piaceva moltissimo questa storia delle canzoni straniere, adesso io vi metto Gloria Gaynor e vi lascio il cursore alzato del microfono e vorrei sentirvi cantare sopra quello che vi pare, anche un solo Ma qual è mio. questa? No, e questa, Serginio, alza il cursore, grazie. Oggi è festa e sapete perché? Mamma mia. Auguri di Pasqua a tutti. Leo, vuoi fare gli auguri di Pasqua così? Sì, gli auguri di Pasqua e voglio iniziare a salutare con uno spezzone, se Vai, poi vai, dopo vai. così la lascio. Vai. Io ripeto, ringrazio per avermi dato un pochettino di tempo in più perché Sì. un'oretta dovevo stare, però chiaramente era... E ginocchia, tappo. Hai capito? Allora, giustamente, no, perché lui mi faccia sempre, niente di meno che dall'oratorio non mi faccia trasì. E invece dall'ora mia così. Allora io ringrazio, diciamo sono un intruso Leo, in ma questa non oretta sua. hai Leo, capito? non ti preoccupare perché Fabrizio ha tutte le ore del mio cuore. Grazie. Prego. Sì. Andiamo alla vieni qua facemmo pace, io ti aspetto a braccia aperte, come sempre la prima volta e non è cagnato niente, tu sei stato sempre accanto, è impossibile sta solo, se può fare cagare, pure se mi è capitato, tutto questo mi è bastato, ma mi innamorato di E questi sono gli auguri di auguri da Pasqua parte mia. di Leo Ferrucci. Vuoi adesso fare tu gli auguri di Pasqua cantati? Ecco, che volevo senza cantare? sto fucile a mano, grazie, dammo fucile, cioè, Che faccio? Noi, facciamo noi. Nuia, sì, sono d'accordo. Tonalità, un pochettino più alta. Fammi sta con te. più alto. Sì. Fammi sta con te. Rimane, portami con te. Lontano, voglio stare con te. Per sempre voglio che sapere che parli te vicino a me. Auguri, buona Pasqua a tutti, Buona grazie. Pasqua. In Allora, dei discorsi noi fammo fare un po'. che fallo? No, non ci sappiamo appiccicare. Noi, giovani da noi, ma prima se ci fa invecchiare, ma fammi stare con te. Grazie maestro, grazie mille. Grazie a loro che sono meravigliosi. E, Ci siamo insomma, divertiti, abbiamo ma trascorso una bella mezza sapete giornata. che io mi diverto con voi e mi diverto proprio assai? È facilissimo venire tutti io. No, non dipende. Te ne stai andando? Si autoinvita. Volevi cantare ancora? No, volevo fare un facciamo classico allora, con Leo. facciamo un attimo una cosa. 13.05, devo mettere assolutamente un disco in promozione, poi torniamo, dai, vi faccio cantare un altro po'. Sai che dobbiamo cantare? Accedo su. Sì, La voglio bene. tra poco. Tra poco. in cielo, Tra poco. che non mi scorda mai. È una catena, è una passione. Bene, signori, Serginio, cursore, va. Allora, Romina
Sì. Volevo Ecco, dire una cosa, sì, se è possibile, sì. non so se mi posso permettere. Tutto quello Visto che vuoi. Visto che lui, io ho ancora 2 puntate da fare. Sì. Allora, visto che lui ha finito, mi diceva che ha finito, mi Sì. posso permettere di ricambiare pure un'ora, non lo so. Sì. Grazie Ferru, frate, grazie. Ora tu Guarda. patatene ti manda Però bene a chi- te. cioè, mi martella, cioè, capito, non mi rita, non mi fa. No, no, ma signore ti premi a te, Ma ti quello premi. sai cos'è? Come si murmuriatore assai. Sai cos'è, Leo, che Fabrizio non ce la fa stare senza di me. Io lo vedo No, nella- ma io vengo, Allora vengo, viene a vengo. fare tutte e due i vernari. Ehi, venga a fare i vennari, e poi basta, tappo schifo. Io lo vedo quando va nelle altre trasmissioni, c'ha la faccia proprio triste. E Allora, credo posso che- dire- Perché? A me mi posso piace, dirti mi una diverte, cosa, mi diverte. ma non per dirlo perché mi voglio lusingare, però quando stavo con me sta sempre così all'era. Meno male, meno male. Allora, adesso cantate? C'è la fusione, affiatamento, compatibilità umana. Compatibilità. Ferro, ti prego. classico. Compatibilità. Ferru, classico, classico. Sì. E basta. No, fa cominci. Vicino in cielo sta compagna vostra, che ci perduto sulla fantasia. La pensa sempre, è tutta vita mia. Io ci volessi dicere, ma non ci saccio dire. Amo il bene, amo il bene assai, ricito in cielo, che non mi scorda mai. È una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa Sei bello, manitella. Allora, devo dire un attimo 2 cose. Allora, c'è un sacco di messaggi, io vi chiedo scusa, però Francesco Sì, ma mi chiedeva- spaccato oggi. Ma no, non si dice, non ce lo dobbiamo dire noi. Ah, Speriamo- ma mi spaccato? Io e Ferru ci hanno spaccato voi, io e Ferru ci hanno spaccato. Voi siete stati meravigliosi. Sì, Devo ma dire una su cosa. abbiamo spaccato, è meglio non dirlo. Allora, Francesco ti chiede, Fabrizio, dici la verità, tu sei juventino? No. No, perché non lo so come ti è venuta in testa questa cosa. E poi... Vabbè, però Rill, non si Juventino, però Rill chi si tifosi. e di chi tifi, scusa, per chi tifi? Per quale... Un playback. Sì, certo. È interista, è nero-azzurro. E poi c'è Giusy che dice, io ce l'ho l'uomo per Fabrizio Ferri, se lo vuole. Ma chi non è, te posso fare, mi piace di femmina, No, troppo. un momento, però ce l'ha. Alberto Selli. Ah, oh, Berti che creo, che ti ho pusciato te, frate, tu ho detto un giro con buono. Non scassi, non Da scassa sacce buona pedala, in un da scassa sacce già come si fa, in un da scassa sacce buona pedala, in un da scassa, ti lo sento al tuo papà, lo so che tu ce l'hai ancora intatta. Quando fa tatta. Che mi Sentite, ricorda questa Potete canzone? ballare un attimo su questa, alza il cursore, grazie. Si chiama Come fai? Il disco si chiama Semplicemente, che trovate in commercio con questa traccia di più. Buongiorno! Ti sei portato con te una mosca, hai visto? Basta così. Ah, lo so, cannai. Salutiamo, ripetiamo tutto venerdì prossimo. Vengo venerdì insieme a Leo Ferrucci, perché Dillo che cioè, lui si deve togliere un debito di un'ora. Invece me ne ha regalato 2 ore. Ci mettete sempre la cosa. Vengo si riviene a Rio Frat e vi voglio bene a tutti quanti. Grazie a Sergio Donati, grazie a tutti quanti. Voglio ci ammauli bene, ma ne pasca, ma san grazie di. Allora, Ci metto a posto. devo dire una cosa, allora, come a tutti, auguri di buona Pasqua, auguri anche dalla CC Records, quindi Consuelo Cremato, Sergio Donati, un momento, Sergio Donati, auguri da tutta Campania TV, tutto il gruppo, tutti quelli che ci lavorano, quindi Nicola Turco, Giuseppe, Luigi Turco, tutti, aiutami, Alessandro Turco.
Tele Urania, Salvatore, tanti Un bacione. auguri. Posso dirlo? Che sì. stasera sono in trasmissione, là, sul programma. Certo che puoi dirlo, certo. Quindi stasera... Però mi invita pure là, Ferru, poi prossimamente. Mi senti? Sì. L'avresti tutta la trasmissione. Che fatto quando? Però no, il problema è che se invito te, devo invitare già, mi hanno chiamato, ho detto non prendo ospiti, si viene tu, viene un ruota. Bene. Allora dicevo, dalle 21 alle 22:30, stasera in diretta a Tele Urania. Sì. Un bacione a Salvatore, a Urania, a tutti quanti. Volevo fare anche gli auguri a tutto il gruppo Televolla, quindi Marziano, i figli, la moglie, tutti, auguri a tutti, grazie di tutto quello che avete fatto per noi in questo primo periodo. Noi siamo in onda lunedì, con me ci saranno Gino Da Vinci che ritorna a casa, c'è Enzo Caradonna e poi la partecipazione fate crescere l'audience. La partecipazione? straordinaria di Nella, che voi non avete mai visto Crescerà l'audience. in televisione. Fammi difendere pochi compagni pigliati. No, ma loro vengono qui, qui. Quindi crescerà l'audience. Non è... Com'è che... Ma come si può fare? Ma che succede? Ma che succede? Mi senti un attimo? Io sono stato scherzato da un fatto disco così e fammi apparamo, capito? Me l'ha raccontato Enzo Caradonna. Me l'ha raccontato. Questa palla per voi a chi somiglia? A Leo Ferrucci. Quando dice queste cose. E l'altra palla ci sono io. A Enzo Caradonna. Signori, chiudiamo con una canzone di Fabrizio Merri. Ecco, scusate. La settimana prossima da giurare con me, Sì, la settimana prossima chiuderò con lui. Fammi fare un poco Fabrizio la situazione, da giurare con me. Serginio, una canzone a caso, grazie. Aiz. Possiamo salutare, lo salutiamo dopo. Adesso. Ok, allora grazie a tutti, ci vediamo venerdì prossimo Buona alle Pasqua. 11 a mezzogiorno, buona Pasqua, buona Pasquetta, vogliamoci sempre bene. Un bacio. Ciao, buona Pasqua a tutti, Fabrizio Ferri. Ecco fa.